Ringrazio innanzitutto i due autori, Maurizio De Matteis e Michele Nardelli, per aver accettato il nostro invito e di venire qui a presentarci il loro lavoro. È chiaro, affrontiamo un tema che si basa ormai su un paradigma crepuscolare, che è quello del turismo di massa per lo sci in montagna. Però questo ha a che fare con un cambiamento più generale, con una metamorfosi che sta subendo il paesaggio montano. È una sorta di processo che è in atto e che in qualche modo deve essere affrontato. E nel libro viene, attraverso un viaggio lungo la dorsale dell'Italia, quelle che sono considerate molte volte le terre marginali invece ritornano centrali in questo libro. Viene affrontato proprio il tema principale, che è quello del cambiamento, che non è solo climatico, è sociale, culturale, economico, di diverso tipo. Ringrazio ancora gli autori e passo la parola al moderatore Mauro Pascolini che ci introdurrà il libro e alle discussioni. Grazie. Grazie Francesco, non introdurrò il libro perché essendoci due autori, uno in remoto e uno in presenza, credo che spetterà a loro poi presentare, o meglio dare una chiave di lettura non strettamente legata solo al tema dello sci e al tema del turismo invernale, anche se noi in questa regione ultimamente siamo molto interessati di questo tema, perché le indicazioni anche di fine legislatura, siamo andati al voto una settimana fa, 10 giorni fa, dell'assessore di riferimento, che sembra verrà riconfermato, è quello di investire ulteriormente con risorse anche finanziarie significative e notevoli sui poli sciistici regionali. Poli sciistici che poi non hanno la fortuna, o tra virgolette, non hanno avuto lo sviluppo che hanno avuto i poli sciistici nella regione dolomitica vicina. Noi abbiamo poli che sono, diciamo così, non collegabili tra di loro, e quindi non c'è quell'idea di fondo che ha fatto la fortuna di alcune aree. Dico questo perché credo che il tema sia rilevante, inserito in un tema più generale. Da un lato il tema della crisi climatica, del cambiamento climatico, che tocca la montagna, ma tocca anche l'intero, gli altri territori, e come ricordava Francesco, l'intera mappa dell'Italia. Se la montagna soffre, l'agricoltura di pianura soffre altrettanto. Se alcune questioni legate al cambiamento climatico interessano o sono più visibili e più rilevabili nelle terre alte in montagna, altrettanto lo sono rilevabili poi in una regione così piccola però così ricca di contraddizioni. Al mare vi compare l'acqua alta a Grado, occupando il centro storico di Grado. Piazza Unità d'Italia, quando ci sono le sciroccate, le mareggiate, torna a essere coperta dall'acqua, e in montagna abbiamo gravi problemi di siccità. Quindi io credo, da un lato c'è questo tema molto forte della crisi climatica, dei cambiamenti, e dall'altro c'è il grande interrogativo dei modelli di sviluppo, cioè delle scelte che stanno alla base del futuro prossimo, che immaginavamo forse più lontano nel tempo, ma che invece sta bussando velocemente alle porte e ponendoci tutta una serie di questioni su modi consolidati di concepire lo sviluppo regionale, su comportamenti consolidati da parte anche della società che viene richiamata
quasi quotidianamente a fronteggiare situazioni inattese. Il Friuli solo un paio di anni fa è stato colpito dalla tempesta Vaia, lasciando e ponendo tutta una serie di interrogativi anche su quello che possono essere i modelli di ricostruzione ambientale di un territorio naturale colpito da tale violenza e si trova poi a vivere, no, situazioni in cui il cambiamento climatico porta poi ad affrontare, diciamo così, catastrofi più o meno grandi, drammi più o meno grandi. Ricordo il dramma del ghiacciaio della Marmolada della scorsa estate, ma credo che la valanga che ha colpito 3 giovani guide in Valle d'Aosta, credo che riproponga poi il tema in generale, no? Dell'approccio alla montagna, dell'approccio del turismo alla montagna. Io non voglio ampliare e soffermarmi a lungo. Io voglio ricordare che l'Università di Udine è molto impegnata sul tema della montagna. Stiamo conducendo un progetto di ricerca di rilevanza nazionale, un PRIN dedicato proprio dal nome Mind, cioè come la montagna si racconta, qual è l'idea dentro la montagna nei confronti di tutta una serie di problemi, e siamo da anni impegnati in diversi dipartimenti con ricerche specifiche sui territori alti. Oggi approfittiamo, abbiamo voluto scegliere di presentare questo libro dal titolo molto provocatorio, Inverno liquido, che sta avendo molto successo, e basta vedere il numero di presentazioni anche in questa regione che sono già state fatte, però noi abbiamo voluto ripresentare proprio per arricchire queste chiavi di lettura e anche come diciamo così occasioni di confronto sui temi che stiamo dibattendo a livello di ricerca, e libro curato da 2 autori, Maurizio De Matteis, che è collegato in videoconferenza a cui darò la parola, e che io ho già incontrato in altre occasioni. Ad esempio ricordo un bel incontro in Val Tramontina in cui si parlava di sviluppo locale, di iniziative. Poi la Val Tramontina è sempre un luogo, potremmo dire, di laboratorio di iniziative, ma lo ricordo anche perché è direttore di Dislivelli, oltre naturalmente a essere saggista, giornalista e ricercatore. Quindi l'uomo giusto, diciamo così, per avere anche uno sguardo complessivo. Dall'altro, a fianco, Michele Nardelli, a cui mi lega innanzitutto l'anno di nascita, siamo della stessa classe, quindi questo è già. E poi leggendo dal suo sito l'ampia e lunga storia politica ed impegno, mi ritrova molto vicino, perché anch'io ho percorso in quegli anni molte delle traiettorie, anche se ero molto più vicino a Lotta Continua che al percorso politico fatto da Michele. Una vita dedicata all'impegno politico sia a livello locale che a livello nazionale, ma soprattutto una vita dedicata a interrogarsi su quello che possono essere modelli alternativi di sviluppo e strumenti per lo sviluppo. Penso alle cooperative di comunità, penso a tutto ciò che si sta muovendo nelle terre alte, e soprattutto il suo ruolo di formatore, ma anche chi leggerà il libro, un grande saggista e una grande capacità di scrittura. Di questo libro che ribadisco e che anche nell'introduzione viene ricordato, è un libro sì
curato da due autori o di due autori, ma è un libro collettivo. Quindi io mi taccio, perché ho parlato anche troppo, e riprenderò poi con alcune domande puntuali e lascerei la parola a Maurizio De Matteis proprio perché ci racconti la genesi di questo lavoro. Grazie, io vi ringrazio dell'invito e ringrazio il professor Pascolini per questa presentazione fine eccessiva, insomma, mi fa piacere anche se virtualmente di essere di nuovo con lei perché insomma è una persona che stimo, seguo il suo lavoro e che conosco da tanti anni, anche per noi di Dislivelli tante volte diciamo un punto di riferimento per alcune sue cose. Appunto vi ringrazio per questo invito e due parole per raccontare un po' questo lavoro che ha visto impegnati Michele e me, ma come diceva prima il professor Pascolini anche tanta altra gente. E inizio a raccontarvelo perché poi devo andare a Padova, sempre virtualmente, sempre nella notte della geografia, perché il professor Varotto ci ha invitato anche lì a presentare il nostro libro e quindi dovremo poi separarci, ma vi lascio poi nelle abili mani di Michele. E dunque è un libro, è un reportage territoriale, Inverno Liquido, che nasce proprio dall'osservazione mia, che sono un appassionato di sci, di montagna e di neve, e di Michele, che è un profondo conoscitore della montagna, nonché delle logiche comunitarie e politiche, e l'osservazione del fatto che appunto qualcosa stava cambiando, soprattutto all'interno delle comunità che si stringono intorno al modello di business dello sci da discesa, perché una forte sensazione di preoccupazione che a volte si tramuta anche in paura per quello che è la prospettiva di questi modelli economici, che sono dei modelli monoculturali che in qualche modo nei territori hanno pian pianino coinvolto un po' tutti quelli che ci abitavano, perché non dimentichiamoci che dei modelli che in passato erano capaci di produrre reddito per 12 mesi, in soli 4 mesi, sono dei modelli economici che hanno una forte attrattiva. Ma d'altra parte sono modelli monoculturali che tendono anche a addormentare un po' quello che è il genius loci di questi luoghi. E questo è una prima considerazione che Michele, io e le tante altre persone che con noi hanno concorso a realizzare questo libro ci siamo posti. Nel momento in cui l'oro bianco, che era diciamo la materia prima su cui si basa il modello industriale dello sci da discesa, viene meno, diventa scarso, e dal momento che produrlo costa moltissimo in termini economici e ambientali, non dimentichiamoci, lo vediamo soprattutto oggi, e queste comunità ovviamente iniziano a essere preoccupate. E allora le strade sono principalmente due: quella, come dice Aldo Bonomi, della comunità del rancore, che si stringe attorno a questi feticci diciamo, degli impianti a fune e non vede altra alternativa se non rilanciare su quella strada, e le comunità invece che in qualche modo riescono molte volte, grazie diciamo a delle idee che arrivano anche da fuori, cioè riescono a mantenere queste reti lunghe che gli permettono di vedere con occhi nuovi le prospettive che una montagna all'interno di questa transizione può offrire loro. Ecco, noi abbiamo detto, ci siamo proprio detti, andiamo a vedere che cosa succede all'interno di queste comunità. E allora abbiamo iniziato dalle nostre valli e poi pian pianino siamo andati in tutte le altre, insomma siamo andati da Ventimiglia al confine con la Slovenia e poi dalle Bocchette d'Altare fino alla Sicilia, visitando tantissimi luoghi, tanti, per capire appunto. E lì abbiamo trovato situazioni molto differenti. Ci siamo focalizzati sulle realtà medio-piccole, ma non trascurando anche le grosse realtà, perché chi leggerà il libro vedrà poi anche il racconto del Dolomiti Super Ski, più che
la realtà della nostra qua di Sestriere o comunque della Via Lattea, quindi abbiamo anche toccato le grandi realtà, perché comunque anche loro, ovviamente, pur essendo delle imprese che macinano ancora utili, anche, cioè, insomma, comunque che fanno girare molti soldi, questo problema se lo pongono. Se lo pongono e come? La prossima settimana saremo a Torino, nella sede della città metropolitana, a fare un incontro proprio con i gestori anche della Via Lattea e delle varie realtà qua piemontesi, perché non pensiamo che anche lì non si chiedano quale può essere il futuro di queste attività, perché comunque è vero che gli specialisti dicono che alcune realtà come Cervinia, come probabilmente le Dolomiti, hanno ancora una trentina d'anni. Dice Luca Mercalli, mio conterraneo, insomma, qua di Torino, dice Cervinia ha ancora 30 anni di prospettiva. E allora uno dice, dal punto di vista economico 30 anni è un orizzonte lungo, però dal punto di vista ambientale non ne parliamo, ma sociale no, perché non si può aspettare di chiudere bottega per poi pensare a che cosa verrà dopo, perché qui si gioca comunque, è in gioco comunque il futuro appunto, di comunità, di famiglie, di persone, di sistemi sociali ed economici, e quindi anche lì si pongono questo problema. Noi nel fare questo lungo viaggio ci siamo appoggiati, come si diceva prima, tante persone, abbiamo messo in gioco le nostre reti, le amicizie, la mia, quella ben più ampia di Michele, e abbiamo preparato queste nostre missioni, chiamiamole così, cercando di interfacciarsi con queste persone che a volte hanno scritto anche di loro pugno alcuni pezzi, perché comunque era l'unico modo per entrare dentro queste realtà, perché non è facile farsi aprire la porta di contesti locali, di comunità, bisognerebbe frequentarle magari a lungo, conoscerle bene. Ma grazie comunque a questi intermediari, no? A questi amici, abbiamo cercato di raccontare quel che ci raccontavano, quel che vedevamo, quel che abbiamo visto. E il libro vuole anche essere un messaggio di speranza, perché comunque noi certo siamo andati a fotografare una situazione in forte crisi, che ha mille dubbi, che ha anche, come dicevo, questa paura del domani, però siamo anche andati a cercare delle piccole realtà che in qualche modo hanno reagito e che cercano di mettere in campo delle alternative, e ne abbiamo trovate tante, proprio tante. Non sono paragonabili all'industria dello sci, perché parliamo di attività artigianali, perché comunque, come raccontiamo nel libro, il cratere lasciato dallo sci da discesa non si riempie con nulla. Non esiste oggi un'industria pari allo sci che possa arrivare a sostituire quell'industria lì, col giro di quattrini che ha quell'industria lì. Però bisogna proprio sforzarsi nel fare un cambiamento di paradigma che ci porta a pensare che con tante piccole attività puntuali si può dare prospettiva ai territori. Finisco con un dato, poi lascio la parola anche a voi, che è questo. Se noi pensiamo che oggi i comuni italiani classificati come totalmente montani sono 3.537 e che i comprensori sciistici in Italia, in tutta Italia, sono solo 288, questo ci fa capire che sì, il sistema industriale dello sci da discesa è un sistema che fa muovere tanti soldi, ma è molto concentrato in alcuni luoghi dove peraltro negli ultimi 60 anni ha permesso alle famiglie di rimanere, ha permesso ai servizi, ecco, di non disperdersi troppo come in altre aree, però sempre molto concentrato. Mentre invece queste realtà minute che abbiamo trovato Michele ed io esistono in tutti e 3.000 rotti comuni di montagna, perché si tratta di bed and breakfast, aziende agricole, piccole realtà che comunque nel momento in cui si mettono in rete, come succede ad esempio nel caso della Val Pelin in Val d'Aosta oppure della Val Maira in Piemonte, iniziano anche loro a generare un'economia, come dico, non paragonabile a quella delle stazioni sciistiche maggiori vicine, che però ha dei numeri in crescita a fronte dell'altra che ha numeri in decrescita, ecco.
Questo è un po' quello che abbiamo visto facendo questo lungo viaggio e che abbiamo cercato di riportare nel libro, che ovviamente invito tutti voi a leggere. Vi ringrazio. Maurizio per aver introdotto e aver raccontato un po' e aver sollevato già alcune questioni molto importanti. Io colgo il suggerimento di Maurizio nel senso che il libro dovete leggerlo, potete anche comprarlo oggi, approfittare della situazione e soprattutto dovete leggere per i racconti particolari, per le storie delle singole stazioni, no? E poi la montagna in qualche maniera si ribella. Oggi presentiamo inverno liquido e ieri ha nevicato fino a bassa quota. Sì, chiaro, però vedere le montagne innevate, oggi mi chiedevo, no? Han chiuso domenica le ultime sciate a Sella Nevea e ha nevicato. Se ricordiamo l'anno del Covid, quando non si poteva andare a sciare, non c'è stata mai tanta neve come quell'anno, no? Quindi per dire così, introdurre il discorso. Allora, tralasciando il racconto puntuale poi delle varie stazioni, delle varie località, delle regioni e dei poli sciistici, e cercando di fare invece una lettura più generale e collettiva delle questioni di fondo che stanno dietro ad alcune delle cose che ha detto anche Maurizio. La montagna non è solo sci, la montagna è molto più grande di quella concentrata in alcune situazioni in cui lo sci determina e ha determinato fortuna e ricchezza. Siamo anche di fronte ad alcuni momenti di riflessione. Oggi alla radio discutevano perché si fa la pista di bob a Cortina e non si va a utilizzare quella di Innsbruck, quindi con una visione poi diversa, perché il grande evento delle Olimpiadi di Milano-Cortina pone tutta una serie di cose. Io sono nel comitato scientifico di Dolomiti UNESCO e stiamo vedendo che Milano-Cortina è soprattutto infrastrutture per Milano, per Verona, per migliorare alcune questioni antiche di infrastrutturazione di quelle aree. Allora, come un po' riusciamo a inquadrare in un discorso di trend più generale, sia a livello di crisi climatica, ma anche a livello di quelle risposte che la società può dare. Grazie. Bene, intanto grazie a tutte e a tutti e grazie per questa opportunità, tornando a Udine appunto a parlare di queste cose. Io poi, se volete, possiamo anche entrare nel merito dei singoli capitoli. Sono 20 capitoli, 20 racconti che ragionano di quello che abbiamo sostanzialmente incontrato, visto e raccolto. Prima però mi preme darvi appunto una cornice di questo lavoro, no? La cornice è molto semplice, anche se poi vedremo non è così scontata né semplice. E per definire la cornice prendo a prestito il titolo del primo capitolo della Laudato Si, che recita quello che sta accadendo alla nostra casa. Tutti noi dovremmo avere cura della nostra casa e dovremmo sapere cos'è la nostra casa. E però non diamolo per scontato, perché essere presenti al proprio tempo non è così semplice, non è scontato. Tutti vediamo quello che accade, tutti abbiamo presenti i singoli avvenimenti, prima ne venivano citati alcuni, insomma, dal Seraco della Marmolada alla crisi agricola al tema dell'acqua e così via, insomma. Di eventi estremi a partire appunto anche da questi picchi che vediamo, insomma, come le nevicate di questi giorni sono stati nel corso del 2022 300 eventi, quindi
solo nella penisola italiana, quindi ormai è una normalità l'evento estremo, insomma. E però appunto tutti noi ne siamo a conoscenza, se vogliamo vedere. A volte preferiamo non vedere perché la conoscenza è dolore molto spesso, e però se uno solo ha un minimo di onestà intellettuale con se stesso, tanto per cominciare, dovrebbe avere chiaro quello che sta accadendo, perché sono cose ormai inequivocabili. E però la cosa più difficile è comprendere la complessità e comprendere le connessioni di quello che accade. Perché tutti vediamo nell'immediato, ma poi voglio dire, quello che ciascuna immagine che osserviamo rappresenta diventa un po' più complessa. Vi faccio un esempio molto concreto, quello che è accaduto, di cui si accennava anche poco fa, nell'autunno del 2018, il ciclone extratropicale Vaia, denominato Vaia. È interessante questa cosa proprio per capire connessioni e complessità. Intanto parliamo di ciclone extratropicale, non di tempesta. È una cosa diversa, perché vuol dire che il clima temperato che noi avevamo come dato scontato per quanto riguarda l'area mediterranea, questo dato, voglio dire, non esiste più, o esiste in maniera molto parziale rispetto a quello che abbiamo conosciuto sempre. E il ciclone extratropicale nasce proprio nella parte occidentale del Mediterraneo. Quindi nasce, diciamo così, nell'area più lontana, se volete, da dove poi si è precipitato, tra virgolette, insomma. E tant'è vero che nasce appunto grazie al fatto che in quell'anno la temperatura del Mediterraneo è stata di 2-3 gradi superiore alla media. Nei giorni scorsi venivano dati alcuni dati relativi al Mediterraneo nell'anno in corso e abbiamo a che fare con lo stesso aumento di temperatura. Quindi siamo, come dire, in presenza di qualcosa che cambia profondamente le caratteristiche del mare, potremmo definirlo, del mare più temperato che conoscevamo, insomma. Altrove le situazioni sono diverse. Quella cosa si è scaricata prima in Liguria attraverso, voglio dire, questa tempesta che è arrivata lungo i porti liguri, no? Poi è entrata nelle Dolomiti ed è precipitata nell'area dolomitica. Vaia ha determinato 42.525 ettari di bosco diretto. Questa cosa già ci racconta qualcosa, ci racconta per esempio della fragilità di boschi che sono in realtà piantagioni più che boschi veri e propri, perché la monocultura anche lì ha fatto danni gravi, nel senso che se andate a vedere poi quali sono state le vittime, diciamo così, di Vaia, sono state prevalentemente l'abete rosso, cioè quelle piante con una radicalità di superficie che erano più fragili rispetto. Il fatto che i nostri boschi siano diventati monocolturali è un dato appunto di fragilità che in quella notte tra il 28 e il 29 di ottobre del 18 si sono manifestati in maniera molto chiara. Se voi andate ad osservare i luoghi colpiti da Vaia, stiamo parlando di 494 comuni, non proprio una piccola area, insomma, vedete come ancora oggi quell'infranto è tutt'altro che ricostruito, non soltanto perché non ci sono più quelle piante, ma anche perché con quelle piante se n'è andata una parte dell'economia dei territori, se ne sono andate tante altre cose, insomma. Ma poi la cosa non finisce qui. E la cosa, paradossalmente, è ancora più grave oggi, a 4 anni di distanza, che non nell'immediato dopo il ciclone. Perché? Perché grazie all'infragilimento dei boschi e grazie all'aumento delle temperature c'è stata la proliferazione del bostrico tipografo. Se voi andate a scortecciare un abete rosso, trovate immediatamente dei segni, no? Li avete visti tutti, sono come dei disegni sostanzialmente, si chiama bostrico tipografo proprio per questo.
E quella è la camera nuziale del bostrico. Il bostrico è un coleottero, no? Che c'è sempre stato, che però veniva contenuto dall'abete attraverso la resina, molto semplicemente, come elemento di resistenza. L'aumento delle temperature e l'infragilimento delle piante ha determinato una proliferazione del bostrico assolutamente inedita. Questo cosa comporta? Comporta un effetto sui nostri boschi che, secondo l'Università di Padova, va da 2 a 5 volte gli effetti determinati da Vaia. Quindi già questo, 42.525 ettari moltiplicateli per 2 o per 5, già abbiamo l'idea di quello che può rappresentare. Ma proprio qualche giorno fa, presentando il libro a Cavalese, lo scario della magnifica comunità di Fiemme, Mauro Gilmozzi, ci ha detto le previsioni che noi come magnifica comunità facciamo sull'effetto del bostrico è che il 70% dei boschi della Valle di Fiemme scomparirà. Perché l'azione del bostrico determina, se non trova antagonisti, ma non ci sono gli antagonisti, no? Che nell'arco di un anno l'albero muore. Voi pensate, non so se forse avete avuto modo qualche volta di andare in Valle di Fiemme o in Valle di Fassa, pensate alla Valle di Fiemme e pensate appunto al fatto che il 70% degli alberi si rinsecchiscono. Vuol dire che cambia tutto, cambia la natura di quel luogo. E quindi già abbiamo, voglio dire, una cosa, un effetto prolungato, no, dell'azione del ciclone tropicale. Ma le cose non finiscono mica qui, perché l'effetto dell'insecchimento di migliaia e migliaia di piante determina una progressiva impermeabilizzazione del sottosuolo. Scompare, come dire, per chi è amante, scompaiono i funghi, per esempio, no? Perché il terreno non respira più, ma non solo. Il sottobosco diventa più impermeabilizzato, c'è un minore effetto drenante. L'anno scorso abbiamo avuto un'alluvione proprio in Valle di Fiemme, determinata in particolare dal fatto che l'acqua scorre via. E siccome abbiamo a che fare con questo effetto di eventi sempre più estremi, se questi effetti estremi non trovano una diga, e i boschi sono dighe rispetto alla violenza dell'acqua, l'effetto, voglio dire, appunto, ve lo potete immaginare. Per cui non abbiamo ancora finito di ragionare su quello che... No, a parte poi il fatto che quando si ragiona di Vaia molto spesso abbiamo sentito banalizzare il problema, perché uno degli insegnamenti che Vaia ci propone è proprio la natura fragile dei nostri boschi. E allora serve la ripiantumazione? O non invece che la natura faccia il proprio corso? E che quindi il bosco ritorni ad essere quell'elemento, voglio dire, naturale che è fatto di pluralità, di identità anche vegetali? È una domanda, ma tenete conto del fatto che pensare di risolvere il tutto ripiantando alberi come esistevano per ricomporre prima possibile la cartolina che preme molto ai turisti, che preme molto a chi, voglio dire, vuole dare un bel quadro di quello che accade, in una realtà, è molto spesso la cosa. E anche lì abbiamo fatto un grosso lavoro nel corso di quest'ultimo anno, proprio mettendo insieme un'alleanza di soggetti per ragionare su come ogni territorio deve ripensare i propri boschi a partire appunto da quello che erano un tempo e da come questa cosa possa diventare anche una possibile occasione per ripensare il bosco nella sua struttura. Zonizzando i territori, per esempio, cercando di capire se è possibile immaginare quel pascolo che i boschi si sono mangiati, perché tenete conto del fatto che un pascolo, se non è coltivato, se non è vissuto, se non è monticato, nell'arco di 15 anni diventa bosco. Ma anche lì ha delle altre implicazioni, perché appunto avere un pascolo monticato significa che ci sono pastori,
significa che ci sono attività, significa che la montagna sia viva. Vedete come dall'evento che si parte dall'estremo occidentale, lembo occidentale del Mediterraneo al territorio dolomitico dove va ad impattare, si creano, voglio dire, una moltitudine di fattori che ci spiegano il significato di complessità. E probabilmente, se vogliamo, potremmo star qui a ragionarci ancora su altri elementi che riguardano, perché poi l'aumento delle temperature, cioè la montagna è il territorio fragile dove l'aumento delle temperature è maggiore che non nel contesto generale. Noi abbiamo oggi un aumento delle temperature di 1,2 gradi complessivamente, ma nella montagna, nel territorio alpino, ne abbiamo già di 2 gradi. E quindi questa cosa rende ancora più fragile questa nostra. E allora questo ci dice come questa dimensione di complessità e queste connessioni ci devono portare a considerare questa ricerca come una parte di una ricerca dove noi andiamo a capire come le crisi, al plurale, impattano sugli ecosistemi. Certo, noi abbiamo individuato le terre alte e la crisi climatica, ma abbiamo a che fare con un insieme di crisi che sono certamente climatiche, certamente ambientali, ma sono anche sanitarie. Abbiamo visto quello che è accaduto con la pandemia, è anche idrica, è alimentare, è energetica, pensiamo alla guerra e agli effetti che questa sta avendo, ma anche demografica, perché la crisi alimentare poi è la crisi dell'agricoltura, determina anche questo. Vuol dire anche crisi migratorie, economiche, finanziarie, politica, culturale, insomma, no? Le crisi. Quando si è ragionato della pandemia, immediatamente qualcuno ha detto no, non si può parlare di pandemia, ma di sindemia, e cioè l'intreccio delle diverse crisi, perché le crisi interagiscono tra loro, non è che avvengono, come dire, a comando, non è che avvengono una dietro l'altra, noi non facciamo il tempo di considerare conclusa una crisi che ne abbiamo già a che fare con un'altra, e probabilmente quella che consideriamo chiusa non è nemmeno chiusa, l'abbiamo semplicemente accantonata lì perché è diventata, voglio dire, appunto, quelle che noi chiamiamo emergenze non esistono, o meglio, esistono semplicemente nella loro dimensione terminale, ma di crisi strutturali si tratta. E quindi noi le crisi le dobbiamo sapere. L'impatto delle crisi sugli ecosistemi. Noi viviamo in un territorio alpino e dei confini dell'uomo la natura se ne frega. E quindi quando noi ragioniamo appunto di quello che accade oggi, dovremmo cominciare a mettere da parte le divisioni che artificialmente abbiamo creato, parlo soprattutto degli stati nazionali, per cominciare a ragionare in termini ecosistemici. E gli ecosistemi cosa sono? Sono i luoghi delle nostre vite, sono le terre alte, sono le montagne, ma sono i fiumi, sono i mari, sono i laghi, sono le pianure, sono le città, sono le aree metropolitane. Voi immaginate il fatto che l'Università di Toronto ci racconta che nel 2100 la città di Lagos, la capitale della Nigeria, avrà 88 milioni di abitanti. Ma voi immaginate quale sostenibilità può esserci in un luogo abitato da 88 milioni di persone concentrate in una singola realtà, no? Allora, ragionare in termini ecosistemici ci dovrebbe anche portare ad una cosa che ha anche molto a che fare con il vostro lavoro di ricerca, che è quello delle nuove geografie. Noi dovremmo smetterla di ragionare delle geografie che abbiamo imparato attraverso la carta del mercatore e dei suoi e delle sue modifiche. Dobbiamo ragionare in termini appunto di nuove geografie che riguardano gli ecosistemi, e dentro gli ecosistemi tutti quegli elementi di interrelazione che si determinano. A partire dalla considerazione, ne parlavamo prima, del fatto che ciascuno di noi è molte identità insieme. Perché io posso essere una persona che viene dal Trentino, posso essere una persona che si tiene parte della regione Trentino-Alto Adige, e quindi di un sistema alpino, ma anche dolomitico, ma anche danubiano, perché no? Perché la Drava nasce, voglio dire, a San Candido, no? E quindi se vogliamo, ciascuno di noi è tante cose insieme, se lo vogliamo vedere. E perché poi, vuol dire, le identità sono sempre in divenire, sono sempre in movimento. Noi non esistiamo senza l'attraversamento dei luoghi.
in particolare del Mediterraneo. Allora, come capite, il campo di indagine non è soltanto quello relativo alla neve o all'acqua e nemmeno soltanto appunto del cambiamento climatico, che pure c'è sempre stato, ma il cambiamento climatico oggi ha a che fare con, perché poi noi sappiamo, voglio dire, che il cambiamento climatico c'è stato anche in altre epoche, diciamo così, insomma, la piccola glaciazione, voglio dire, di qualche centinaio di anni fa e così via. L'elemento di novità con la quale abbiamo a che fare sono due. Primo, abbiamo a che fare con un antropocene. Per la prima volta l'effetto di cambiamenti climatici è determinato dall'azione dell'uomo. Prima cosa. Prima questi cambiamenti avvenivano per effetti, potevano essere come dire, l'eruzione di un vulcano anziché un meteorite, è una cosa che comunque non c'entravano direttamente con l'agire umano. Noi oggi siamo in presenza di una trasformazione che ha a che fare con l'effetto dell'agire umano. Ed il secondo elemento è quella che sempre Papa Francesco chiama la rapidazione, cioè la rapidizzazione. Questi eventi accadono dentro un arco di tempo che fa rovesciare il tradizionale disallineamento tra tempi storici e tempi biologici. Bisogna spiegarla questa cosa. I tempi storici sono i tempi della vita dell'uomo sulla faccia della Terra, sono i tempi delle nostre vite, no? I tempi biologici sono i tempi del pianeta. I tempi del pianeta sono lenti, o erano lenti, per meglio dire. I tempi storici, come dire, se ne vanno abbastanza rapidamente, insomma. E anche qui un esempio molto concreto. Entro il 2050 i ghiacciai delle Alpi scompariranno. Qui non lo dico io, lo dicono tutti gli scienziati, quindi ormai questa cosa è incontrovertibile. Sul mio territorio dove abito, noi abbiamo due grandi ghiacciai, quello della Marmolada e quello dell'Adamello. Questi finiranno prima del 2050. Tutti i glaciologi, anche che lavorano con la provincia autonoma di Trento, dicono che questo è un dato che dobbiamo dare per scontato. Si dà la notizia che i ghiacciai scompaiano. Questa cosa determina forse una qualche forma di preoccupazione da parte della società, dalla parte dell'opinione pubblica? In realtà, voglio dire, appunto, si leggono queste notizie come tante altre notizie che accadono. Non è che questa cosa disturbi la consapevolezza delle persone. C'è un piccolo particolare, che quei ghiacciai esistono almeno da 14.000 anni, cioè dall'ultima grande glaciazione. Quindi vuol dire che per 14.000 anni quell'evento non era accaduto. E invece accade dentro le nostre piccole vite, cioè dentro il nostro tempo storico. No? E questa cosa ovviamente determina una dimensione inedita, molto semplicemente, che facciamo fatica a comprendere, perché quando sei di fronte all'inedito, sei di fronte a qualcosa che non conosci. Non solo, ma noi abbiamo immaginato che il cambiamento climatico, la crisi climatica, avvenisse in maniera lineare, per cui tutto questo tema dell'adattamento, ovvero della resilienza, no? Lo stiamo, voglio dire, appunto, pompando, dobbiamo adattarci ai cambiamenti. Ma i cambiamenti non avvengono in maniera lineare come abbiamo immaginato, avvengono, voglio dire, per picchi che vanno in su e che vanno in giù. E quindi a volte, voglio dire, questo diventa l'elemento per cui qualcuno continua a negare il fatto che ci sia cambiamento. Per cui noi facciamo fatica perché abbiamo anche tutte queste dinamiche contraddittorie che sembrano contraddire questo ragionamento, ma non è così. Noi siamo sostanzialmente, come qualcuno ha scritto in tempi recenti, non tanto recenti peraltro, con il corpo nel presente e con la testa nel passato. E qui facciamo fatica, oggettivamente si fa fatica. Si fa fatica anche perché noi siamo tutti figli del positivismo. Il positivismo nasce come corrente di pensiero, generando poi i grandi pensieri dell'Ottocento e del Novecento, penso al marxismo, penso
al liberalismo, penso, voglio dire, ai grandi pensieri, insomma, no? Nel tempo dell'abbondanza. Ce n'era per tutti, quindi era facile essere positivi, perché nel 1800, all'inizio dell'Ottocento, la popolazione globale del pianeta era meno di 1 miliardo e consumava una quota infinitesima di quanto gli ecosistemi erano in grado di produrre. Quindi non c'era il problema. Il problema diventava, semmai, quello della equa distribuzione delle risorse. Ecco che i pensieri, voglio dire, si scontravano appunto su questo aspetto, no? Sull'egualitarismo, sull'uguaglianza delle persone, eccetera. Giustamente si scontravano su questo. Oggi, voglio dire, le cose stanno cambiando, sono progressivamente cambiate, tant'è vero che ancora nel 1960 eravamo 2 miliardi e mezzo di persone e consumavamo il 50% di quello che gli ecosistemi erano in grado di produrre. Eravamo in pieno boom economico, quindi voglio dire, stiamo parlando di 60 anni fa, non di ere, secoli addietro, voglio dire, stiamo di ieri sostanzialmente, perché così dovremmo ragionare. Meno di 3 miliardi, appunto, quindi una realtà molto diversa. Nel 71 siamo ancora a 3 miliardi e mezzo, e però già lì il pianeta raggiunge la soglia del superamento della sostenibilità, dell'impronta ecologica, perché consumiamo esattamente quello che gli ecosistemi sono in grado di produrre, fino ad arrivare ai giorni nostri in cui noi siamo diventati 8 miliardi di persone e consumiamo 1,8 pianeti, no? Pur mantenendo quel livello di diseguaglianza che i nostri nonni hanno conosciuto. Anzi, a volte, voglio dire, le forme della diseguaglianza oggi sono ancora, per certi versi, ancora maggiori. Quindi non che questa contraddizione non ci sia, ma il problema è che anche se noi avessimo la bacchetta magica e riuscissimo, per miracolo, non si capisce perché, ad avere una società di liberi e uguali, no? Noi ci troveremo comunque al fatto che il pianeta consuma 1,8 volte quello che può permettersi di consumare. Se vogliamo consegnare alle generazioni a venire la Terra come l'abbiamo trovata. E allora qui dobbiamo appunto riflettere su questo elemento che caratterizzava i grandi pensieri dell'Ottocento e del Novecento, perché tanto il marxismo quanto il pensiero liberale avevano come loro stella polare le magnifiche sorti progressive, quello di cui parlava Leopardi nella Ginestra, no? Guardando la Torre del Greco nel 1836. Il secolo superbo e sciocco che del ritornarti avanti e procedere il piano. Allora il tema è esattamente questo, noi dovremmo in qualche modo riflettere sui limiti. Guardate, non è un tema nuovo questo, perché fino a prova contraria, nel 1972 il Club di Roma, che raggruppava gli scienziati di mezzo mondo, era uscito con un documento fondamentale che si intitolava esattamente I limiti dello sviluppo. Cosa dicevano gli scienziati del Club di Roma? Dicevano: guardate signori, che se il pianeta va avanti con questo livello di sviluppo, fra 100 anni ci troveremo in una condizione di insostenibilità. Quanti anni sono passati dal 72? 50. E abbiamo ben superato, voglio dire. I scienziati del Club di Roma vennero accusati di catastrofismo. In realtà le loro previsioni si sono avverate in un arco di tempo che era la metà di quello che loro avevano previsto. Ma poi penso appunto ad altre persone. Prima parlavo di tempi storici, tempi biologici. Enzo Tiezzi, voglio dire, scrisse nell'84 un libro che ancora oggi vi consiglio di leggere, che si intitola proprio così: Tempi storici e tempi biologici. E lui 40 anni fa prevedeva questo disallineamento, no? Questo capovolgimento, insomma. Quindi io credo che anche qui dovremmo riflettere sul fatto che il cambio di pensiero di cui abbiamo bisogno diventa fondamentale, perché qui ci sta la cornice vera e propria, e che se io devo identificare in una parola direi la cultura del limite. No? Il limite viene dato come accezione, oggi come accezione negativa. Il limite è quello che ti comprime, insomma, che ti dà un po' di fastidio, perché dovremmo essere limitati in qualcosa. No? E però guardate che non è sempre stato così, perché il concetto di Peras, limite appunto fra i greci, era considerato come concetto positivo, mentre Aperion, cioè l'infinito,
era quello di cui bisognava guardarsi. Noi oggi, l'uomo moderno, ha rovesciato questo meccanismo, per cui oggi il limite è qualcosa che non vogliamo avere, con il quale non vogliamo avere a che fare. Ma il limite, se ci pensiamo, è dato da una cosa molto semplicissima, cioè dal fatto che il pianeta è quello che abbiamo, e finora è l'unico che abbiamo, perché ce ne saranno altri abitabili probabilmente, ma non riusciamo ad andarci in tempi ragionevoli, insomma, e quindi questo è quello che abbiamo, no? Il limite sta dentro la limitatezza delle risorse. Il limite sta dentro, sta iscritto nel nostro DNA, perché noi prima o poi ce ne andiamo, moriamo. E quindi dovremmo averlo scolpito dentro il nostro modo di pensare. Eppure noi lo consideriamo appunto come un elemento da rimuovere. Ecco, io credo che questo sia la cornice, e questo si comporta appunto tutta un'altra serie di cose che riguarda, per esempio, il tema particolarmente attuale in questi giorni del nostro rapporto tra uomo e natura, che è stato fin qui di dominio. Insomma, io vengo da una terra dove in questi giorni non si discute altro che di ossi, no? E devo dire che è davvero doloroso vedere una persona che viene ammazzata dall'osso, no? E però dobbiamo sapere anche che gli orsi c'erano prima di noi, tanto per dire, insomma. E che dove sta scritto che l'uomo deve essere il dominatore della natura? Noi siamo parte della natura, anzi siamo un'infinitesima parte, perché sta ragionando in termini di peso di carbonio sulla Terra. Tutti gli esseri viventi, comprese le piante, hanno un peso di carbonio che corrisponde a 550 gigatonnellate di carbonio, 550 miliardi di tonnellate di carbonio. Di questi 550 gigatonnellate, l'uomo pesa per 0,06 gigatonnellate di carbonio. Quindi noi siamo meno rilevanti dei molluschi, siamo meno rilevanti dei batteri, siamo meno rilevanti di tante altre cose, insomma, no? Eppure noi consideriamo l'uomo come il signore del pianeta. Io credo che questo insano rapporto ci ha fatto perdere di vista il fatto che l'uomo ha bisogno della natura, ma la natura può farsene a meno. Non scordiamocelo mai. E che quindi, come si sono estinti i dinosauri, si possono anche estinguere gli esseri umani. E di questa piccolissima parte noi appunto la consideriamo comunque, le vogliamo considerare come signori del pianeta. Non va bene, insomma, non va bene. In questo senso io credo che il dibattito che riguarda appunto inverno liquido sì, certo, voglio dire, concentrato sul tema del rapporto con le terre alte, con la questione dell'industria dello sci, di cui poi parliamo, insomma, no? Ma guardate che, voglio dire, questa cosa investe un po' tutto il nostro modo di vivere, insomma. E io credo che questo, insomma, quando sono andato a Napoli, ecco, per tornare al libro, quando sono andato a Napoli alla taverna a Santa Chiara, proprio in piena Spacca Napoli, no? A presentare l'inverno liquido, non abbiamo parlato del Vesuvio, che pure, voglio dire, sarebbe da discutere anche molto della questione. Abbiamo parlato di come appunto le crisi impattano sugli ecosistemi. Com'è che impattano a Napoli le crisi sugli ecosistemi? Il tema di cui abbiamo parlato in quell'incontro è stato la decentrificazione del centro storico di Napoli, e cioè l'espulsione delle persone in virtù della realizzazione continua di bed and breakfast. Che è quello che viene a Trieste, che è quello che che è già avvenuto a Venezia, che viene ovunque, per dire come il tema dell'impatto delle crisi sugli ecosistemi riguarda ogni segmento del nostro presente. E quindi io credo che in questo senso questo sia, come dire, questo libro, questo lavoro sia quasi un pretesto, ecco, per ragionare di tutto questo, e sapendo che se noi non acquisiamo una nuova consapevolezza del nostro tempo, non andiamo da nessuna parte. Serve una nuova consapevolezza, e devo dire che questa è la 47esima presentazione che facciamo di questo libro.
sta emergendo, almeno da quello che io ho visto, insomma, in queste presentazioni, quelle che abbiamo curato Maurizio e io, insomma, è il fatto che c'è una nuova consapevolezza. Quelli che continuano a dire che il problema non esiste sono sempre meno. Non solo, ma di fronte ad alcuni dati, le questioni sono inequivocabili. Nel 2050 la soglia neve, cioè la linea di affidabilità della neve, che poi vuol dire 30 centimetri per almeno 100 giorni, sarà cresciuta di 450 metri. Va bene? Allora, se la linea di affidabilità della neve cresce di 450 metri, vuol dire che il 60-70% delle stazioni sciistiche con le quali abbiamo a che fare sarà insostenibile. A meno che non pensiamo che ci sia una quantità d'acqua disponibile e una capacità di raffreddamento dell'acqua, ma sappiamo anche lì che se le temperature sono quelle che abbiamo conosciuto, che stiamo conoscendo, tu puoi sparare tutta l'acqua che vuoi per fare neve artificiale e spendi solo denaro per l'energia elettrica. Tenete conto che nel 2022, all'inizio del 2022, un metro cubo di neve costava 2 euro, alla fine del 2022 costava 7 euro. Ecco, per dirvi insomma quali sono i numeri. E quindi se non si vuole ragionare di queste cose, saremo di fronte ad una sorta di accanimento terapeutico. Però noi dobbiamo invece provare a cambiare. E devo dire che negli incontri fatti, anche con le persone che meno ti aspetti, dai sindaci ai direttori degli impianti, insomma, ho in mente in questo momento la presentazione che abbiamo fatto a Pinzolo. Pinzolo è il comune di Madonna di Campiglia. Era presente il direttore delle funivie di Madonna di Campiglio, quindi insomma persona che al modello dello sci industriale si tiene evidentemente. È venuto con il libro tutto sottolineato e ci ha detto grazie per questo lavoro, perché se noi non ci attrezziamo subito per capire quello che accadrà da qui ai prossimi 10, 15, 20 anni, noi voglio dire ci troveremo di fronte alla crisi, ad una crisi, senza aver avuto alcuna capacità di prevenire o comunque di adattarci o di cambiare alcune cose. Perché? Perché la montagna, voglio dire, non è l'andare avanti e indietro con gli sci, anche quello, ma la fragilità di cui prima parlava Maurizio a proposito appunto del modello industriale dello sci, è quella data dal fatto che oggi dove c'è stata questa industria, tutte le altre attività economiche sono sostanzialmente omologate e venute meno. Ma perché è molto semplice, vuol dire. Noi in Trentino abbiamo 250 alberghi chiusi. Andiamo a vedere chi sono questi 250 alberghi chiusi. Sono piccoli alberghi familiari. Perché? Perché la struttura familiare, per un verso, non regge più. Perché i figli non vogliono fare il lavoro dei padri e perché non sono disposti a vivere 24 ore su 24 dentro quella struttura. Ma poi è determinata dal fatto che le grandi strutture alberghiere ti soffocano, perché riducono i prezzi, perché riescono in qualche modo a fare economie di sistema su larga scala. E a quel punto i prodotti del territorio non contano più niente, non li conoscono neanche i prodotti del territorio. E le filiere quindi saltano. Tu hai a che fare con un monolite che è fatto appunto di industria che si approvvigiona ovunque, nei Lidl o dove volete voi, insomma, nei grandi ipermercati, e quindi tanto è vero appunto che le strutture chiudono. Non solo, ma dove chiudono le strutture, non è che le cose rimangono così, lì si insinua la malavita organizzata. E il Trentino è diventato nel giro di pochi anni uno dei terreni di incubazione nel nostro territorio dell''ndrangheta, che vive sull'industria del trasporto terra, del movimento terra, sull'industria estrattiva, sul turismo. E questi, voglio dire, appunto, sono quelli che stanno approfittando di questa situazione, perché tanto, quando tu hai il problema di riciclare il denaro, puoi pagare le cose al di là del loro prezzo del loro valore di mercato. E quindi voi capite anche qui quali implicazioni, insomma, abbiamo a che fare. Io mi fermo qui, ma si potrebbe ragionare davvero ancora molto, voglio dire, di tutto quello che ha a che fare con questo comparto. Perché questo comparto, come dire, ci testimonia del fatto che o si cambia o si ha il coraggio di cambiare, e il cambiamento non avviene nello scontro tra l'ambientalismo e gli impiantisti. Avviene nel fatto che da questa situazione o ne usciamo tutti insieme o non se ne esce, molto semplicemente. Quindi serve una nuova alleanza che parta però da una discrimine, l'amore per il territorio.
apertura di tanti discorsi che potremmo fare. Io cerco di legare una cosa che hai detto e che noi l'abbiamo verificata pieno nella redazione del piano del paesaggio della regione Friuli Venezia Giulia, cioè che abbiamo il corpo nell'oggi e la testa nel passato, cioè la difficoltà di riuscire a immaginare e di lavorare su quello che sarà il domani, no? Quindi credo che anche nel modello legato all'uscita di questa regione si pensi con la testa nel passato, anche perché qui lo sci e in generale il turismo invernale montano è arrivato dopo rispetto agli altri e si cerca e si immagina che il percorso di quell'industria che ha portato ricchezza, la monocultura poi in qualche maniera del turismo invernale, sia ancora la soluzione dei problemi della montagna. Credo che ormai sia assodato che la monocultura economica in qualunque settore, in qualunque area non porta a niente e credo che questo sia un grande sforzo, anche perché gli amici e i vicini austriaci già anni fa hanno cominciato a smantellare le stazioni sciistiche sotto i 1800 metri, a utilizzare per raggiungere le quote più alte sistemi alternativi di mobilità e noi invece ci troviamo qui a ragionare ancora sull'idea del turismo invernale, con tutti i problemi che tu sottolineavi, no? Perché poi se dobbiamo fare la neve artificiale serve una temperatura che non è quella che noi sperimentiamo, servono i bacini di acqua che non vengono alimentati e quindi c'è tutto un discorso di tornare a immaginare quello che è quello che diceva anche Maurizio, quello che può essere un percorso diverso di questa idea del limite che può essere un'opportunità. Io credo che così una riflessione anche su questa nostra regione, il fatto che non ci sia stato una desertificazione nel senso della monocultura dello sci ha lasciato alcuni segnali, alcune risorse, alcune potenzialità legate a un modello diverso di concepire la montagna su cui si possono immaginare anche delle ripartenze. E poi in generale su molte delle cose che hai detto credo che sia quello che noi cerchiamo poi e quindi con un processo di educazione che parte già dalle giovani generazioni nel vedere il rapporto uomo, spazio, luoghi in maniera diversa. Quando a lezione io parlo, affronto questi problemi, poi mostro lo Skid Row di Dubai e gli studenti mi dicono, beh, quella è la soluzione. Oh, facciamo anche noi gli Skid Row e poi mi fa specie che turisti italiani partono da Milano con gli sci per andare a sciare nello Skid Row di Dubai. Quindi c'è anche una concezione complessiva di che cosa vuol dire turismo oggi che va completamente riletto. Però io lascerei curiosità, domande, poi voi avete affrontato il caso di Sappada, che è un caso a noi, cui quello che dite lo riconosciamo, insomma, l'operazione, anche se il patriarcato di Aquileia rivendicava lo ius loci, no? Su Sappada, e non solo, potremmo anche andare un po' più al di là, sia a destra che a sinistra, e forse l'operazione dei sappadini per tornare o per entrare nella regione autonoma è stato molto legata a quello che anche la Curia aveva lasciato, no? In epoche passate di concezione di risoluzione di problemi. Però io lascerei al pubblico sia presente qui sia a distanza se ci sono qualche domanda e sollecitazioni puntuali. Sì, Ivana, Bassi, vieni al microfono perché altrimenti non... Sì, anche se vuole più comodo dico. Altrimenti quelli a distanza no, Va bene, questo solo per il... colpa di
quel pacchetto di Ivana Bassi. e anche io collega di Mauro, di Francesca e di altri qui presenti quindi vi ringrazio per aver organizzato questo interessante incontro. Beh, se posso anch'io un paio di riflessioni che vogliono innestarsi su quelle qui già presentate, ovviamente interessanti, che non esauriscono. Il tema montagna è ovviamente un tema molto molto complesso e anche solo trattando di cambiamenti climatici, di impianti sciistici, di industria dello sci è ancora più complesso. Allora aggiungo questo tassello perché mi sono accorta che in queste riflessioni, non qui ma parlando anche con il pubblico in generale, uno degli elementi che spesso manca, cioè non c'è la consapevolezza, almeno questa è la mia percezione personale, che io mi dedico ai temi della montagna dal punto di vista dell'economia, non c'è la consapevolezza da parte di molti che l'industria dello sci in Italia, gli impianti sciistici in Italia, gran parte degli impianti sciistici in Italia oggi funzionano, sono sostenuti grazie ai finanziamenti pubblici, grazie ai contributi dei contribuenti, di chi paga le tasse, ecco. Questa è una cosa importantissima, secondo me, insieme a tante altre, perché significa che solo pochi impianti sono gestiti da privati e sono in grado di sostenersi economicamente, che significa anche socialmente e socialmente. Ecco. Questa è una cosa importante perché significa innanzitutto sottrarre risorse pubbliche ad altri beni importanti. Cito quasi in maniera banale, ma non è per niente banale visto il momento in cui viviamo, sottrarli alla sanità. Siamo in un contesto di formazione, di istruzione, sottrarli all'istruzione, a sottrarli alla cultura, in un'ottica di gestione di risorse scarse come quelle economiche. Quindi utilizzare i soldi pubblici per finanziare l'innevamento artificiale, ecco, quantomeno dovremmo riflettere su questo aspetto. In regione, da noi, Friuli Venezia Giulia, tutti gli impianti funzionano grazie ai finanziamenti pubblici. Questo è un dato, regione Friuli Venezia Giulia, questo è un dato importantissimo. Cito come esempio, visto che è stata citata prima la Valmaira, ecco, anche in Valmaira, cioè non è che oggi io non l'ho visitata personalmente, ho letto parecchio ed è un appuntamento che ho con questa vallata di cui si sentono dire, si vedono belle immagini, un gran bel esempio di gestione di un turismo in tutte le stagioni, comprese quelle invernali, non supportato dall'industria dello sci. Diciamo che non è che lì non avessero voluto investire anche nell'industria dello sci. Leggevo anche di recente nella rivista del Club Alpino Italiano, c'era un bellissimo articolo a questo riguardo, che negli anni 70, 80, credo che sono gli anni in cui sono partiti gran parte degli impianti, ecco, anche lì un'industria milanese aveva proposto un progetto di investimento. Quando è stato chiesto a questa impresa di garantire, industria dello sci significa non solo gli impianti di risalita, ma anche tutta la residenzialità attorno, quindi un investimento piuttosto importante. Ecco. A questa industria, a questa impresa milanese è stato chiesto di garantire la sostenibilità privata per 20 anni, questi si sono tirati indietro. Ed è quello che è successo anche da noi, in tutti i nostri impianti in regione è successo questo, quindi c'è stato un investimento iniziale privato, insostenibile economicamente nel giro di pochi anni, subentra il pubblico per indubbiamente garantire la sostenibilità sociale e quindi i posti di lavoro. Però il fatto che l'impresa privata si sia tirata indietro nel momento in cui viene chiesto di garantire la sostenibilità economica è un fatto molto indicativo. Ecco. Bene per la Valmaira questo, perché significa che con altri numeri, ma anche con altri impatti, anche con altre politiche molto interessanti, anche di contenimento dei numeri. Leggiamo oggi sulla stampa locale che in Alto Adige si sta ragionando sulla limitazione degli accessi, dei numeri, dei posti letto per contrastare il fenomeno dell'overtourism. Quindi questo, secondo me, quindi ritorno all'aspetto da cui ero partita, il finanziamento pubblico per sostenere l'industria dello sci. Ragioniamo anche su questo, che significa sottrarre risorse ad altri beni comuni. Poi solo un pensiero e dopo lo lascio ad altre riflessioni. Senso del limite non solo in termini di risorse limitate che noi stiamo consumando, i dati che lei ci ha portato sono stati, ci devono fare riflettere, ma ci dovevano ancora far riflettere ancora prima. Il nostro senso del limite, cioè oggi sembra che tutti debbano poter fare tutto in qualunque momento, in qualunque luogo, quindi tutti devono arrivare in cima con l'elicottero, tutti devono poter sciare in qualunque stagione.
Ecco, ragioniamo sul nostro senso del limite, cioè del porci noi dei limiti. Quindi, che non significa, mi chiedeva un collega, ma allora cosa faccio con mio figlio? Gli insegno, lo porto a scuola di sci per imparare a sciare? Sì, gli ho detto, portalo, fagli imparare a sciare. Poi, se c'è la neve, scia. Se non c'è la neve, fa qualcos'altro. Grazie. Professor Guaran, prego. Grazie intanto. Una brevissima riflessione, ma una domanda in questo caso. Visto che il collega Pascolini ha richiamato il caso di Sappada, vero? E nella parte di Sappada, nel capitolo che riguarda Sappada, a un certo punto si fa presente come si è rinunciato ai servizi o all'accessibilità ai servizi per avere invece flussi di denari o maggiori flussi di denari provenienti dalla regione Friuli Giulia per andare a colmare anche i buchi proprio degli impianti di risalita, delle stazioni sciistiche. Allora volevo capire, nei vostri incontri con i testimoni a Sappada, la nostra visita a Sappada, se avete colto qual è la consapevolezza eventualmente di questo da parte dei cittadini, cioè cittadini di Sappada, che spesso sono chiaramente strettamente connessi anche all'industria turistica, ma hanno la consapevolezza del fatto che i servizi, tra virgolette, si sono allontanati oppure no? Cioè c'è questa esigenza di avere i servizi a ridosso, che parliamo di servizi di istruzione, sanità o quant'altro, oppure non è questo invece, come dire, la preoccupazione principale dei sappadini? E questo può valere anche per altri contesti, è un'occasione per mettere in relazione questo, e grazie veramente. So che avevi... Sì, anch'io un'altra domanda mi faccio un po'. Innanzitutto, grazie per le due riflessioni interessanti che avete fatto. E tornerei su un tema che di nuovo trasversale, però restando agganciato a comunque delle dimensioni minori, perché voi avete giustamente detto che abbiamo fatto un tour tra grandi realtà e piccole realtà, ma soprattutto avete parlato del cambiamento da affrontare. E mi piace l'idea che emergeva nel libro di non tanto come dire, combattere il cambiamento o attaccarsi a qualcosa del passato, ma più che altro gestirlo, che non è come dire, in qualche modo assecondare il cambiamento, ma può gestirlo in maniera consapevole. E per gestire in maniera consapevole, più che di un progetto, abbiamo bisogno di un processo mentale che ci traghetti verso il futuro. Che ci faccia immaginare un futuro diverso, ed è questo che è la cosa più difficile, chiaramente. Per questo ci attacchiamo alle cose del passato, perché ci danno certezze. Anche quando stanno per crollare, in qualche modo cerchiamo di restare agganciati a queste certezze, quindi in tutti i modi proviamo a mantenere lo status quo. Però insomma, prima sono stati citati diversi eventi, il professor Pascolini ha fatto riferimento ai cambiamenti continui a cui siamo sottoposti, ha parlato anche di fragilità prima. Dei nostri sistemi con cui abbiamo pensato il territorio, l'abbiamo costruito, il territorio è costruito, anche quello naturale, l'abbiamo visto con Bayer, non era qualcosa che era di natura, però quello che mi interessava era, abbiamo parlato tanto di limiti, volevo sapere dalle vostre esperienze cosa è emerso, magari qualche invece esempio di cambiamento in positivo. Mi veniva in mente una era citata anche la cooperativa di comunità, quella per esempio della Valle di Cavalieri, che è famosa, insomma, ecco, se portavate qualche esempio da questo punto di vista di alternativa. Io direi questo primo giro di permettere di dare alcune indicazioni, risposte, riflessioni, e poi eventualmente facciamo un ulteriore giro di Volentieri, grazie. Intanto mi pare che una prima questione riguarda anche su quest'ultimo concetto che tu esprimevi, riguarda il concetto di un tempo che è tra il non più e il non ancora. Questo non più e non ancora, questa consapevolezza del fatto che il modello è finito, ma la fatica di trovarne uno alternativo, diverso, eccetera, dà luogo ad una transizione che ormai dura da troppo tempo, e quindi il problema è evidente, perché questo cambiamento tra il non più e il non ancora è un cambiamento prima ancora che materiale, culturale. E i processi del nostro modo di pensare non seguono quelli dei tempi biologici, perché, voglio dire, siamo più lenti, facciamo fatica a reimmaginare
contesti, soprattutto quando questi contesti hanno determinato un arricchimento facile. Insomma, è evidente che l'industria dello sci ha cambiato la vita delle persone nelle valli, penso alle nostre valli, le ha tenute in montagna, tanto per cominciare, quindi non è mica una produzione da niente, insomma. Quando intervistammo il grande vecchio del Dolomiti Superski, Fiorenzo Perratoner, lui era orgoglioso di quello che hanno realizzato, perché se vedete i numeri che citiamo dentro il capitolo dedicato alla Dolomiti Superski nel libro, sono numeri impressionanti dal punto di vista di quello che hanno saputo realizzare. E tenete conto che hanno cominciato portandosi in quota le funi sulla spalla, perché intere comunità tiravano su per la montagna le funi per i primi impianti, quindi vuol dire, è una dimensione in qualche modo anche epica, mi viene da dire, insomma, e rispetto alla quale io non mi sento di dare un giudizio morale, ci mancherebbe altro, insomma. E quindi questo cambio di materialità, diciamo, della condizione di vita, penso a un Trentino che oggi passa per essere una delle realtà più ricche di questo paese, fino al 1975 è stato terra di emigrazione. Se ne andavano via ancora nel 1975, cioè 3 anni dopo il secondo statuto di autonomia, che è stata la vera autonomia, diciamo così, se ne andavano mediamente 5.000 persone ogni anno emigravano altrove. Quindi le valli del Trentino erano valli povere che sono rinate grazie all'industria dello sci. Va bene? Quindi sgombriamo il campo da un giudizio superficiale o no. Al tempo stesso, però, voglio dire, quello che questo modello ha prodotto è stato, voglio dire, contraddittorio quantomeno, insomma, perché lo stesso Perratoner, di fronte alla proliferazione delle seconde case in Valle di Faccia, no? Lui è di Canazzei, dice: io voglio dire, non riconosco più il mio territorio, no? Perché poi vedere un territorio con migliaia di appartamenti o di case chiuse per almeno 10 mesi all'anno non è un elemento granché identitario, diciamo così, insomma, no? È un elemento semmai di spaesamento, no? E quindi questa cosa, voglio dire, è evidente che rappresenta una contraddizione, oltre alla cementificazione, oltre agli effetti di quello, oltre al fatto che se uno in Val di Fiemme o a Madonna di Campiglio ha la sfortuna di non essere albergatore, di fare il maestro elementare o la maestra elementare, prima di riuscire a pagarsi una casa che viene pagata 16.000 euro al metro quadrato, deve lavorare per 10 vite, capito? E quindi è un elemento anche questo di insostenibilità, determinato dal fatto che quell'industria ha portato con sé anche una dimensione di finanziarizzazione dell'economia. E quindi, ecco, però questo passaggio, ripeto, che è prima di tutto appunto culturale che materiale, è un passaggio difficile proprio perché hai a che fare con questa materialità che ha cambiato la condizione di vita delle persone. Ma poi è contraddetta anche, ecco, insomma, noi dentro il capitolo dedicato al Friuli parliamo appunto del piano montagna 365, insomma, no? Di quella cosa che Giorgio Cavallo, visto che siamo qui, insomma, no? Definiva come l'idea dello sci come le energie fossili, cioè di quella cosa che continua a dire che va superata e che però alla fine, voglio dire, riemerge. E la contraddizione tra non più e non ancora abita tutta lì, e poi alla fine tu ti rendi conto che il modello passato non funziona più e quindi che diventa via più insostenibile, e contemporaneamente però un altro modello capace di rappresentare un'alternativa ancora non c'è. E dentro questa contraddizione bisogna agire, perché altrimenti rischiamo di fare un ragionamento di ambientalismo di maniera, in qualche modo, che poi suffraga quasi lo scontro tra i cittadini e i montanari. Insomma, io credo che questo non vada bene, perché come sappiamo, appunto, dentro il piano Montagna 365 abbiamo visto che tutte le cose di cui stiamo parlando in questo momento, non dico tutte, ma una buona parte, ci sono. L'idea appunto della stagionalità diffusa, l'idea appunto dei 365 giorni di rapporto con la montagna, la dimensione dolce del turismo, tutte queste cose ci sono.
Il problema è che poi, voglio dire, i finanziamenti vanno al 70 o 80% nei confronti dell'industria dello sci. E dentro questa contraddizione credo che noi ci troviamo, insomma. Sappada è uno dei testimonianti di questo. E a proposito di quello che mi ha chiesto, noi non abbiamo fatto un'analisi sociologica andando nelle case a sentire quanto le persone avessero la percezione di quello che sta accadendo. Ma la logica è quella, finché dura. Questo è il dramma. E questa logica del finché dura, no? La troviamo poi nell'accanimento terapeutico in giro per... voi pensate, che ne so, all'altopiano di Asiago o dei 7 comuni, no? Dove è lampante che il modello turistico tradizionale, industriale dello sci non può reggere, perché cosa facciamo? Andiamo avanti e indietro dalle melette? Vuol dire, diventa una forma, vuol dire che alla fine uno dice, mi drogo, no? Se questa deve essere la prospettiva, voglio dire, no? Quando Dolomiti Superski ti permette di salire la mattina e di tornare alla sera senza aver fatto per un minuto lo stesso tragitto, capito? Eppure alle Melette hanno investito recentemente 11 milioni di euro di nuovi impianti dentro il modello tradizionale, no? Quindi questa contraddizione tra il non più e il non ancora è davvero difficile. E allora lì ecco che diventano importanti le esperienze e gli esempi diversi, no? Ripeto, non perché da oggi al domani tu riesci a sostituire il modello precedente, ma perché il modello, le nuove sperimentazioni ti possono dire che è possibile lavorare in quella direzione. Vi porto l'esempio della Val di Funes, che peraltro non è lontana dal circo del super ski, perché la Val di Funes è quella valle piccola che sta sotto le Odle, in un luogo meraviglioso, peraltro, insomma, che però ha un piccolo impianto per i bambini sostanzialmente, e dopo la gente, se vuole andare a sciare, va in Val Badia anziché in Val Gardena o così via. Cosa hanno fatto in Val di Funes? Hanno detto qual è il modello che noi possiamo immaginare. E il modello che hanno immaginato si chiama turismo delle relazioni. Guardate che questa cosa è importante, perché quello che una persona che va in vacanza o in viaggio o altrove ti porta via diventa fondamentale. Perché se tu, voglio dire, vai in un luogo che potrebbe essere uguale a tanti altri che puoi trovare nel mondo, non ti porti via niente. Il luogo di riferimento del turismo relazionale è il Maso Chiuso. Non inorridite, nel senso che il Maso Chiuso sappiamo essere, come dire, ambito di altre contraddizioni, per esempio l'ereditarietà, voglio dire, no? È il primo figlio maschio, voglio dire, no? Che eredita la cosa. Eppure dobbiamo appunto considerare questa cosa, anche questa nella sua contraddittorietà, anche positiva, perché intanto se c'è una riforma ambientale da realizzare in questo paese o nelle regioni dei nostri territori è il riordino fondiario. Non è possibile che la frantumazione da una generazione all'altra determini il fatto che ci sono proprietà di 300 metri quadrati, perché con 300 metri quadrati non fai niente, fai l'ort, no? E quindi non vai da nessuna parte. E guardate che questo è un problema gravissimo in Trentino, che non abbiamo il Maso Chiuso. Questo è, credo, uno dei problemi più importanti che abbiamo, cioè quello del riordino, cioè della capacità di riunire sostanzialmente la proprietà fondiaria per poter dare vita a delle attività che siano sostenibili, perché altrimenti l'effetto dell'insostenibilità è l'abbandono della terra, no? E quindi questo è... Ma poi il Maso Chiuso che si apre, il Maso Chiuso che diventa il luogo dell'accoglienza delle persone, che considerano il turismo come un segmento, non come l'80 o il 100% della loro proposta economica, ma un segmento della proposta economica che va di pari passo con tante altre, l'agricoltura di montagna, l'allevamento, il pascolo, le attività artigianali. E guardate che sono partiti dalla pecora con gli occhiali.
cioè da questa specie che stava estinguendosi, c'erano meno di 100 capi, no? E a partire dalla valorizzazione della pecora con gli occhiali sono riusciti a costruire appunto una serie di filiere che riguardano appunto la complessità, ecco, dell'economia di un territorio. Ora, noi stiamo parlando della Val di Funes, che è una valle piccola, lunga 25 km, vuol dire, in un contesto tutto sommato anche lì, peraltro povero un tempo, perché guardate che l'attività principale della Val di Funes erano le miniere, quindi voglio dire, questa è la storia di quella valle. Loro stanno rinascendo a partire da questa proposta, ma di Val di Funes, se andiamo a vedere, sul territorio alpino ce ne sono centinaia, vorrei dire migliaia. Perché il concetto è quello dell'unicità dei territori, appunto del genio di ogni territorio, del fatto che ognuno può scrivere una storia diversa e questa storia è fatta appunto di tante cose che non rientrano dentro la logica dell'industria dello sci. E non lo dico, e ripeto, non lo dico io, perché la proposta che ha cercato di fare Lorenzo Dell'Addio, cioè uno di quel gruppo di amici che a un certo punto, di fronte alla rovina degli impianti sul Passo Rolle, ha detto agli amministratori locali: guardate che noi siamo disposti ad investire su questo territorio con i nostri soldi, non con i soldi pubblici, come si diceva prima. L'hanno prima vesteggiato e poi, voglio dire, fermato. Perché? Perché quella proposta di appunto gestione alternativa del Passo Rolle avrebbe potuto essere, come dire, l'inizio di una valanga che poi andava a travolgere anche tutte le altre situazioni, insomma, no? E allora io credo che Lorenzo Dell'Addio è un imprenditore, è il titolare della Sportiva, cioè una delle più grandi società di produzione di, come si dice, di articoli per la montagna, appunto, che esiste in Italia, no? E la stessa cosa, voglio dire, ce l'ha detta uno dei suoi amici, che è il direttore degli impianti di Madonna di Campiglio, che è venuto lì e ci ha detto: questa è la prospettiva, noi dobbiamo immaginare uno scenario diverso anche per le zone che Madonna di Campiglio, vuol dire, siamo un po' sopra la soglia dei 2000 metri, non un po' sotto, insomma, no? Che Maurizio Beria d'Argentina, sindaco di un comune proprio sotto Sestriere, diceva: io, imprenditore, sopra i 2000 metri non investirei un euro. No? E poi appunto si chiede però che questo investimento venga fatto dall'ente pubblico. Ma sono capaci tutti di fare gli imprenditori con i soldi degli altri, insomma, no? Questa cosa non va bene. E tenendo conto del fatto che quell'idea, no, di turismo industriale è un'idea che purtroppo ancora appunto va per la maggiore in Italia. Io nei giorni scorsi ero a Campitello Matese. Se avete voglia una volta di andarci, è molto istruttivo, perché così potete capire fin dove l'uomo si sa spingere, nel senso che ma potete andare anche attraverso un motore di ricerca, lo vedete, no? C'è un'autostrada che vi porta a Campitello Matese, tutta sgangherata ormai perché è da anni abbandonata. Ma lì, voglio dire, esisteva non un impianto, un edificio. No, un edificio che era il rifugio Ienni, che era un rifugio del CAI, no? Per i camminatori che passavano di lì. Intorno a questo piccolo edificio, proprio come nel Far West, è cresciuta una cosa che è in grado di accogliere 4-5 mila persone. Quindi condomini, vuol dire, enormi, e la regione Molise, perché lì siamo in Molise, ha finanziato recentemente con i soldi del PSR e del PNRR, voglio dire, il rilancio di Campitello Matese. Che io, voglio dire, non lo augurerei di andare in vacanza lì neanche al peggiore delle persone che... qualcosa. Vabbè, però io ho dato un'occhiata alle zone dell'Aspromonte, no, adesso non mi ricordo come si chiama, quel grande edificio che poi divenne il luogo di accoglienza dei terremotati di una zona della Calabria, però va sicuro che almeno io ho in mente poi i disastri fatti anche in Trentino negli anni 70-80, tipo Marileva, Folgarida, no? Sono
imparagonabili se rafforzati a Campitello Matese. Comunque, per dire che quel modello non era un modello che veniva giù da chissà quale malvagità, eccetera. Quello era il modello di Sestriere. Era il modello di trasferimento della urbanità nella montagna. Quindi era, come dire, una cosa tutt'altro che casuale. Era un'idea, vuol dire. Furono gli Agnelli a teorizzare il modello Sestriere. E a un certo punto il modello Sestriere venne proposto anche per l'altopiano delle Viotte sopra Trento. 3.500 alloggi volevano realizzare lì con l'aeroporto in quota, in uno dei biotopi naturali più interessanti no. Questa era la mentalità. Il trasferimento il modello industriale nello sci era quella roba lì. Quindi voi capite il cambio di paradigma, no? E se a questo si aggiunge l'aspetto che veniva detto prima, e cioè il fatto che stiamo ragionando con i soldi appunto dell'ente pubblico, e guardate che il 90% degli impianti oggi avviene vive grazie all'innevamento artificiale. Un impianto di 120.000 metri cubi d'acqua meno di 10 milioni di euro non costa, va bene? E tant'è vero che la vecchia mentalità fa sì che si pensi che l'alternativa al cambiamento climatico sia la realizzazione dei bacini in quota. Ma l'acqua, voglio dire, da dove viene? E l'acqua scende, no? Se sopra i ghiacciai non ci sono più, se la riserva naturale, che erano i nevai, i ghiacciai, voglio dire, non butta più niente, no. E tu realizzando un bacino, perché lo devi realizzare in quota per fare l'allenamento artificiale, vuol dire che poi l'acqua te la vai a prendere in fondo valle. E quindi ti costa, voglio dire, costi energetici fuori dalla grazia. Perché insistono su questa cosa? Ma perché lo paga l'ente pubblico? Perché se dovessero pagarselo gli operatori degli impianti o gli albergatori, voglio dire, questa cosa non ci penserebbero neanche. Ma invece, voglio dire, i bacini li fanno pagare all'ente pubblico. E capite che questo non funziona, perché appunto sono risorse, come veniva detto, che appunto non hanno alcuna sostenibilità. Poi, appunto, di esperienze, diciamo, come la Val di Funes, ce ne sono davvero tante che possono essere raccontate. Noi in ogni capitolo cerchiamo di affiancare all'elemento di criticità un elemento di speranza in qualche modo, e cioè di strade che sono forse percorribili. E questo lo vedremo nella prossima puntata. Sono le 5:15, io direi che possiamo chiudere qui, se non ci sono altre riflessioni. Vedo il collega maestro di sci molto preoccupato per il suo futuro professionale se non verrà confermato in università dopo questo incontro di oggi. E ricordo che l'incontro di oggi si collega ad un incontro precedente in cui abbiamo parlato di turismo e cambiamento climatico. Prima di dare la chiusura ufficiale a Francesco che dirà il prossimo appuntamento, io chiudo con un mea culpa. Io sono stato sciatore, adesso sono un po' di anni che non scio per diversi motivi, però io ho assistito e ho sciato in ben 4 stazioni, luoghi sciistici di questa regione che non esistono più. Stella Chianzutan, Cima Corso, Mataiur e Valdaie, che è vicino al castello, no? Ecco, tutti costruiti negli anni 70, eccetera. Però non ho mai pensato che la chiusura derivasse poi al cambiamento climatico, ma era l'aspettativa e l'aspirazione di andare a sciare come al super ski o nel vicino Pramollo, dove comunque c'erano più piste di collegamento. Invece già quella volta, se penso al Mataiur, dove si faceva una gara nazionale di slalom gigante a marzo, perché era una neve primaverile, adesso per fortuna sono stati smantellati tutti gli impianti, ma voglio dire, è una storia che si è bruciata in queste località in 30 anni, e quindi può portare 30 anni, cioè nulla. E io non ho mai pensato che la chiusura fosse dovuta al cambiamento climatico. Adesso devo recuperare questo gap di coscienza.
Grazie Paolo, con la chiusura biografica ci stava, non vado oltre, chiudiamo, siamo andati veramente, di solito cerchiamo di stare un'ora e mezza, ma l'argomento era così interessante e soprattutto ha toccato tantissimi piani, proprio quello soprattutto della complessità che è impossibile chiuderlo e quindi bene che siamo andati un po' avanti. Annuncio solo l'ultimo incontro che è previsto per il ciclo di seminari di Grande Geografia e dintorni, che sarà il 5 maggio, nel quale tratteremo una nicchia di turismo, quello del turismo fotografico, e l'incontro sarà moderato dal collega Gianpietro Zaccomer. Manderemo appena sarà pronta la locandina con tutte le informazioni del caso. Vi ringraziamo tutti e grazie per chi è rimasto fino alla fine. Buona serata, buon pomeriggio.